Una svolta generazionale, ma soprattutto di competenze, quella che investe la città di Agrigento. Michele Sodano, classe 1289, è il nuovo sindaco, compirà 37 anni il prossimo 27 giugno. Nonostante la sua giovane età, la sua preparazione accademica e internazionale rappresenta un'eccezione assoluta, delineando un profilo denso di competenze gestionali e legislative che non ha precedenti nella storia recente dei primi cittadini della città dei Templi. Il nuovo sindaco vanta infatti una laurea in economia aziendale conseguita all'Università Bocconi di Milano e un successivo master a Copenaghen, capitale danese dove ha vissuto e lavorato dal 2013 al 2017. Questa solida formazione economica si unisce a una significativa esperienza istituzionale. Sodano è stato deputato alla Camera dal 2018 al 2022, occasione che gli ha permesso di maturare un bagaglio di competenze tecniche e legislative. Un successo travolgente, trainato anche da un elettorato di giovanissimi con il quale il neo sindaco è riuscito a dialogare parlando la lingua di questi tempi e usando con naturalezza i codici di comunicazione propri delle nuove generazioni. Il neosindaco è stato eletto al ballottaggio superando Dino Alonge, candidato del centrodestra, formato da Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC e Movimento per l'Autonomia. La vittoria è arrivata alla guida della lista controcorrente del deputato regionale Ismaele Lavardera, raccogliendo il sostegno di una coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista. Il suo passato politico racconta di un carattere indipendente. Eletto nel Movimento 5 Stelle nel 2018, è stato espulso dallo stesso nel 2021 a causa della sua astensione sulla fiducia al governo Draghi, concludendo il mandato nel gruppo misto. Sul piano personale si rivela una personalità poliedrica, essendo un polistrumentista con alle spalle una partecipazione a X Factor nel 2009. Nel 2025 ha scelto di aderire al movimento di Lavardera, un'unione che trasforma Agrigento in un vero e proprio laboratorio politico per il centro-sinistra siciliano, pronto a fare da modello per l'intera isola. Per amministrare la città, adesso Michele Sodano dovrà fare leva sulla sua preparazione strategica e sulle sue capacità di mediazione finalizzate a garantire la governabilità di quella Caporetto che l'amministrazione precedente gli ha consegnato.